Buongiorno, oggi è il giorno di Santo Stefano, quindi è il 26 dicembre. Ho fatto anche oggi come video perché oggi siamo momentaneamente senza corrente, senza niente. No, diciamo che manca il riscaldamento, ovviamente manca la corrente, mancano tante cose. E ha nevicato tantissimo, non qua nel mio paese, nei paesi più a sud e più a nord ha nevicato, ha fatto anche quasi 1 metro di neve, o se non 1 metro di neve, quindi siamo rimasti tutti senza corrente. Il paese prima del mio, Vodo di Cadore, è senza corrente da stanotte, quindi siamo messi proprio male. Però male e bene alla fine perché non è successo niente di grave. E niente, io sono qui, ho appena fatto il fuoco. Ho dovuto fare fuoco perché se non c'è riscaldamento almeno mi scaldo. C'è Panna che ha freddo, poretta, lei è abituata a avere il caldo e adesso si è avviato bene il fuoco, quindi siamo a posto. Io mi sono alzata tardissimo, infatti a mezzogiorno. Io mi sono alzata alle 11:30. Mi sono svegliata anche tipo alle 11:20 così perché ho lavorato fino alle 2:15 e sono andata a letto alle 3 alla fine, perché no? Sì, alla fine sì. E niente, senza corrente, senza niente, cosa facciamo oggi? Niente, oggi mi dedico forse al fai da te perché alla fine non c'è altro da fare, non c'è televisione, non c'è computer, non c'è niente. C'ho io la mia fotocamera e Panna, dovrei andare via in macchina, però non posso muovermi perché ci sono le strade piene di neve. Vado a fare un po' di colazione a mezzogiorno. Colazione a mezzogiorno, bella questa. E poi, non so, farò qualcosa, magari mi faccio sentire dopo. Ciao ciao. Rieccomi, allora ho fatto le mie cose, ho lavato i piatti, ho fatto colazione, ho fatto colazione, oddio, tardissimo, e no, cosa devo dirvi? E niente, è l'1:20 e non c'è ancora corrente, quindi siamo proprio isolati. Io sono isolatissima perché non posso sentire neanche nessuno perché non mi prende il telefono, quindi è andata via anche la rete. E quindi sono riuscita a caricare l'iPhone con il computer che aveva batteria a sufficienza. Panna, cosa stai facendo? Io mi sto lavando perché tu mi hai fatto il fuoco e a me piace tanto il caldo, io adoro stare al calduccio. E sì, davanti al fuoco in pratica. E si fa tutti i rotoloni. Panna, che bei rotoli! Ma come siamo belle! Aspetta che ti riprendo da di qua così ti si vede bella. Ecco. Che brava! La mia Panna è bravissima. Sì, fammi le botte, brutta bestia. Le botte da mamma, le botte. Ah, cioè, Panna? Ecco, e lei ogni tanto, cioè quando sta bene, quando la temperatura è giusta per lei, sì, allora si mette a fare i rotoloni sulla poltroncina, perché vuol dire che sta bene, e si lava. Anna, saluta tutti, non dando le sberle. Anna, oddio. Anna! Ma guarda che sei una peste cattiva adesso. È nervosa. Oh, che nervosismi. Tu che mi riprendi sempre, io sono stufa. Questo pomeriggio passerà un po', no, non dico lento, ma un po' noioso. Oggi sono proprio tranquilla e quindi ho approfittato di questo, appunto, come vi ho detto, di questo pomeriggio, di questa giornata per creare quelle perline, perché manca ancora la corrente, sono le 3 quasi e siamo ancora senza energia elettrica. Niente, giro la fotocamera e vi faccio vedere cosa ho creato. Questo è quello che ho creato adesso in un'oretta così.
ho creato questo piccolo modulo, sempre a forma di stella. Ovviamente sapete che io sono l'amante delle stelle, e l'ho creato solo con 5 perle da 8 mm di vetro cerato, quindi quelle che si rovinano molto facilmente e che non si possono usare da sole, ecco, devono essere accompagnate da qualcosa, perché sapete che dove ci sono i buchi si rovinano facilmente, viene via la ceratura, il colore. Niente, allora le ho fatte con queste perle da 8 mm e perline di conteria, solo esclusivamente questi due materiali, poi agua e filo ovviamente, e ne è venuto fuori questo bel ciondolo. A me piace molto, guardate le mie mani da lavoratrice, mi piace molto, è appunto sui toni marrone oro, bronzo, non so come dirlo. Queste perle qua sono un color caffè, e invece le rocaille di conteria, le perline di conteria, non sono rocaille, sono perline di conteria, sono dorate e le altre rosse. E niente, questa è la base di questo piccolo modulo, e quindi vedete che è davvero semplice, come tutte le basi da dove parto. E poi io sopra la base ovviamente ci lavoro. È passata un'ora dal video di prima, quindi sono quasi le 4, ancora niente corrente elettrica e sta diventando abbastanza buia la situazione in questo appartamento, ma insomma al momento c'è ancora la luce di fuori, al momento, ma vedete che il resto è buio, è tutto abbastanza buio. Sto lavorando sempre con le perline e in quest'altra ora ho creato un altro modulo. Questo modulo qui, aspettate che devo trovare un modo per tenere la fotocamera qua. Ok, l'ho creato con perline Rocaille, quindi di marca, e sono delle 11.0, che sono queste qua rosse. E poi l'ho creato con queste perline di conteria con l'anima argentata, sono sempre delle 2,2 o 2,5 mm, corrispondono a delle 9,0 più o meno. Queste sono abbastanza grandi, quindi credo siano delle 2,5, sono abbastanza grandine, e queste invece sono 11,0 Rocaille. Ho creato questo modulo qui. Io spero di non averne fatto uno uguale, simile forse sì, ma uguale non credo, e è uguale da tutti e due i lati, quindi fronte e retro non hanno differenze, se non le perline Rocaille che io ho inserito qui, che fanno questo archetto qua, quelle rosse che fanno l'archetto qui, da una parte sono 9, da una parte sono 7, adesso non so dove, beh insomma, e niente, il resto invece è tutto identico. Ecco, quindi vi ho fatto vedere queste due creazioni. L'ultima mi piace tanto perché è molto elegante, rossa e argento con i bicono Swarovski, mi piace parecchio. E basta, queste sono le creazioni per il momento. Devo dire che l'ultima assomiglia tanto all'ultimo modulo, lo Snowflake, che ho qui, che non mi mette, eccolo, perché ha sempre i 4 bicono al centro, quindi ci assomiglia abbastanza. Questo è un video aggiornamento, sono quasi le 5, quindi aggiornamento ogni ora in pratica. Madonna che brutto, ecco, no neanche, insomma aggiornamento ogni ora. Cosa dirvi, sono andata fuori a togliere la neve che è acqua pura, quindi è pesantissima, ho male al braccio adesso, e sono andata a togliere la neve dalla macchina, perché da intorno alla macchina, perché se devo muoverla e spostarla, sì, deve essere libera, ecco. Comunque non mi muoverò in macchina, questo è sicuro. Continuano a passare camionette dei vigili del fuoco, quindi non so dirvi nient'altro. E niente, sì, sono quasi le 5, io volevo muovermi a piedi, Panna non capisce perché è tutto buio così, e così. Allora vi lascio, vado a fare il mio giro di perlustrazione del paese e vado alla scoperta di informazioni. Quindi ciao e forse a dopo. Ciao a tutti, allora sono quasi le 7
prima era meno 20, sarà meno 20 alle 7 più o meno di sera, e vi ho detto faccio aggiornamento circa ogni ora. Siamo ancora senza corrente, sono andata in giro per il paese e devo dire che è un casino totale. C'è gente che si ferma in ogni posto, c'è perché deve mettere le catene o perché non le ha le catene, perché tanti vengono in montagna ma non hanno le catene e tanti vengono addirittura con le gomme estive, quando c'è l'obbligo di avere o le gomme da neve o le catene, e sarebbe meglio avere le catene a bordo, ecco. E invece ho visto tanti che si fermavano. Poi c'erano anche delle persone a piedi, ma veramente poche. C'è più gente che va in macchina, che si muove in macchina, che dovrebbe evitare, ecco. Da allora sono andata prima su dai miei, mi sono portata una luce di quelle a LED portatili, e così non c'è, cioè almeno se incrociavo qualcuno mi vedeva, una macchina ok, perché non c'è luce nel paese, zero. Quindi mi sono portata una lucetta, sono arrivata su, le strade sono scivolose, nonostante la neve sia praticamente quasi sciolta, cioè quasi sciolta, no, per dire, ma è mista acqua, è molto scivolosa in ogni caso. E sono andata su dai miei, ho fatto la scorta delle candele, adesso ho riempito la casa di candele e devo dire che è bello, è una bella luce. È calda rispetto alle luci normali delle lampadine. È stato difficile attraversare la strada, la statale, mi sono ritrovata in difficoltà, ho dovuto aspettare parecchio e nessuno si ferma, finché a un certo punto ho dovuto fare stop con la mano perché nessuno si ferma, tutti devono andare avanti, ma più di là non è che possono andare perché comunque sono in colonna, c'è la colonna sia che va verso Cortina d'Ampezzo sia che va verso Belluno, quindi colonna in ogni direzione. E sono andata al bar, il bar dell'albergo dove lavoravo e praticamente che ha in gestione il centro benessere dove lavoro adesso. Sono andata in albergo, in bar a vedere un po' così, e ci sono i soliti ovviamente al bar del paese. E comunque è aperto il bar, è tutto illuminato dalle candele, è davvero bello. Non ho portato con me la fotocamera, però è davvero bello, mi è piaciuta l'atmosfera che si è creata nel bar, anche l'albergo tutto illuminato da candele. Stavano preparando la cena e niente, lì ho saputo che 36 sono i comuni che sono rimasti senza luce oggi, tra stanotte, insomma in giornata di oggi. 36 comuni da Sappada a Cortina d'Ampezzo, quindi tutto la Valle del Boite, e il Comelico superiore, eccetera. Quindi siamo tutti senza corrente, piove, continua a piovere, vabbè. Tanto voi quando vedrete il video sarà già finito tutto, però mi piaceva mi è piaciuta l'idea di documentare questa situazione che non capita veramente quasi mai. Capiterà forse una volta all'anno d'inverno, ma in genere quando salta la corrente salta per 2 orette, se proprio, e poi riescono a sistemare e la fanno tornare. Ha detto mia mamma che ha provato tantissimo a chiamarmi, ma io ovviamente ho la Vodafone e la Vodafone qui non prende. Vi faccio fare il giro della casa con le candele.
è tornato mio moroso. Adesso sono le 7:30 ed è tornato mio moroso a casa stamattina. Mi ha detto che ha tagliato alberi fino a prima, tutti gli alberi caduti sulla strada che bloccano il traffico ovviamente, verso Cimavanche, passo Cimavanche, quindi dopo Cortina d'Ampezzo, quindi in alto, e mi ha detto che lassù la neve gli arrivava alle costole, per cui c'è 1 metro di neve, buono. E a Cortina anche c'è neve fino al ginocchio, quindi un 50 cm li ha fatti. Saranno contenti i turisti che vanno a Cortina d'Ampezzo, che c'è tanta neve adesso. Proprio l'altro giorno si lamentavano, c'è Panna che è fuori di testa, corre come una matta. Panna, vieni qua. Proprio l'altro giorno dei clienti dell'albergo si lamentavano con mia nonna che non nevicava, che non c'era neve. Mia nonna gli ha detto, beh, c'è la neve, il paesaggio c'è, è un po' bianco, boh, basta, c'è. E invece no, quelli che vengono qui in vacanza vogliono la neve. Adesso l'hanno avuta, ma hanno avuto anche un bel casino però. E dicevo, mi ha detto che c'è un gran caos nei paesi. Cortina è in tilt e qui è, cioè a Cortina c'è neve, qui invece è acqua, cioè è acqua mista neve, che è la cosa peggiore, quindi è il paese di transito per andare a Cortina, è veramente un casino. E basta, io non devo andare a lavorare, ovviamente oggi non hanno neanche aperto perché mancava la corrente e quindi non hanno neanche aperto. E basta. Mi piace tantissimo questa atmosfera. Adesso vediamo che cosa decide di fare il mio moroso. Io vorrei andare un attimo su dai miei di nuovo, però se lui poi torna, sì, io vado via, lui torna, non ci capiamo, ecco. E quindi vediamo cosa fare. Non ho neanche acqua calda, sì, ne ho qualcosa perché si dovrà anche lavare perché è bagnato fradicio. E basta, mi sa che con questo video chiudo, se magari farò qualcosa, ma non credo di fare altri video per questo 26 di dicembre. Mi sembra che sia anche abbastanza questa documentazione e vabbè che ora di domani è lunga, Vai, andremo a dormire, insomma. Mi sa strano non dover andare a lavorare, quello sì, perché a quest'ora io dovevo essere già al lavoro e invece sono a casa. E Panna, evita di far casino, grazie. E boh, quindi vi saluto, vi aspetto al prossimo video.